Visita il sito radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi vorrei parlarvi della grandeur tragicomica del piccolo Bonaparte. Il piccolo Bonaparte ovviamente Emmanuel Macron, che non contento di aver fatto delle Olimpiadi, il massimo evento sportivo che si tiene ogni 4 anni, una vetrina tra le tante delle turbe, dei tic e delle manie woke, c'è il caso della Senna. Cioè c'è il caso proprio di grandeur mancata, di grandeur fallita, e quando tu alzi l'asticella verso appunto obiettivi di grandeur e li fallisci, non puoi che scadere nel ridicolo. Qual è il punto? Il punto è questa folle idea di far tenere le gare di nuoto sulle lunghe distanze, comprese quelle che fanno parte poi delle gare di triathlon, eccetera, nelle acque della Senna, un fiume metropolitano che, come tutti i fiumi metropolitani, non ha esattamente la salubrità tra le sue caratteristiche principali. La notizia di oggi è che l'atleta belga Mitchell è ricoverata con una infezione gastrointestinale dovuta a Escherichia coli, dopo come dire, pochi giorni che ha fatto la sua nuotata nella Senna. Il Belgio ha deciso di ritirare l'intera staffetta femminile dalla gara di triathlon che prevedeva appunto la folle nuotata nella Senna. Pochi giorni fa un atleta maschio canadese, che ha fatto anche lui il triathlon nel fiume parigino, ha detto di aver vomitato 10 volte. Come dire, ma fa quasi ridere riferirlo, perché è evidentemente folle l'idea di nuotare, di tenere delle gare acquatiche nel fiume di Parigi. Può corrispondere solo a questa grandeur autoreferenziale ormai di quest'uomo chiuso nel suo palazzo, sempre più assediato, come hanno rilevato anche le ultime elezioni francesi, dove ha dovuto inventare l'accrocchio repubblicano con gli islamo-gauchisti pur di non far aprire un capitolo nuovo a Marine Le Pen. Ebbene, nella sua grandeur ormai autoreferenziale, l'idea di nuotare a Parigi nella Senna, no, doveva avvalorare le grandi Olimpiadi macroniane, che si stanno rivelando una macroscopica boiata, una boiata pazzesca, avrebbe detto Ragionier Fantozzi, perché oltre a aver in modo proprio basso preso in giro tutti i fedeli cristiani con quella grottesca parodia dell'Ultima Cena, tanto che finì il Papa a un certo punto è dovuto intervenire, dopo aver sdoganato questa cosa che secondo i giornaloni è ovvia, ma noi vorremmo rimanere nella realtà, non nel racconto dei giornaloni, è folle, per cui degli atleti con forza maschile e caratteristiche maschili possono riempire di cazzotti atlete e donne. Adesso c'è la grandeur della Senna, che diventa ridicola, perché ogni giorno sta male un atleta, ricoverati con infezioni gastrointestinali, vomitano, e quindi la grandeur si capovolge nel suo contrario, nella commedia di un uomo e di un leader ormai ridicolo. Grazie a tutti, a domani.